Padre nostro, in tua presenza, Signore, ti ringraziamo per tutti che tu hai fatto in la settimana, Signore. Ti ringraziamo, ti lodiamo, perché tu sei fedele, Senhor. Senhor, te pedimos a tua bênção sobre nós. Parla ao nosso core neste dia, Senhor. Que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Accomodatevi. Adesso, fratelli, lodiamo al Signore, amém? Per questo vorrei invitare la sorella Jéssica per lodare al Signore con cantichi congregazionali. Pace, número 26. Viva Cristo, eterna riqueza, rubo escudo, arca di salvezza, la sua luce mi conduce a perfetta santità. Viva Cristo, rocca mia diletta, vera mana, verità perfetta. So sicuro che contento lui per sempre seguirò. Viva Cristo, la mia eterna sorte, mio tesoro em vita dopo morte. Mi consola la parola santa e pura del suo amor. Viva Cristo, alto mio ricetto, dai fedeli onora benedetto, isso bene mi sostiene nelle lotte di qua giù. Viva Cristo, conduttor dei santi, in cui vivo tutti quanti, li eletti, benedetti, dal eterno suo evangelho. 526. Amore grande, profundo e sublime, questo è l'amore del mio creatore. Non c'è niente nel mondo che possa igualar-se ao grande amore del mio creatore. Dio di amor, Dio di amor, solo sei tu. In Dio di amor non c'è altro Dio, no, non c'è fuori di te, no, non c'è fuori di te. Per me ti amo e solo ti ama, ti comprende, ti guarda da tutto il male che esiste nel mondo. Por questo lo adoro com anima mia, perché mi ha dato Gesù dolce calma. Dio di amor, Dio di amor.
sei tu, Dio di amore, non c'è altro Dio, no, non c'è fuori di te, no, non c'è fuori di te, per me non c'è amore. (582) 582 582 82. Dio è qui con noi, sicuro come l'aria che respiro, sicuro come sole sorge nel mattino, sicuro come sto cantando lo puoi sentire. Lo puoi sentire qui in questi istanti, lo puoi sentire dentro al tuo cuore, lo puoi trovare in tutti i tuoi problemi, lo puoi sentire, Dio è qui. Dio è qui con noi, sicuro come l'aria che respiro, sicuro come sole sono nel mattino, sicuro come sto cantando lo puoi sentire. Lo puoi sentire qui in questi istanti, lo puoi sentire dentro al tuo cuore, lo puoi trovare in tutti i tuoi problemi, lo puoi sentire, Dio è qui. Amen. Grazie a Dio, fratelli. Glória a Dio. In questo momento vorrei invitare la sorella Milvia per fare il momento della poesia, va bene? Pace a tutti. Le due case. Grande è la tua bontà, Padre Celeste, per noi che su una zattera annaspiamo in mezzo agli alti flutti dei marosi. Impetuosa la furia del nemico, quasi sommerge le nostre poche forze. O Signore, Signore, deh soccorri, estendi la tua mano generosa, afferra quella vita che salvasti il giorno che sentimmo la tua voce, chiamare il nostro nome. Comanda il vento, sì, comanda il mare, facci approdare sulla terra ferma, salvaci dal maligno distruttore. Quanto è grande la tua misericordia, Signore, per noi, tuoi figli stolti, così incuranti dei consigli tuoi. La tua parola premurosa insegna, ma gli occhi nostri inseguono miraggi, costruendo castelli sulla sabbia, finché i flutti sommergono la casa e ci troviamo in mare su un relitto, gridando a te, Signore, abbi pietà. Portaci a costruire sulla roccia, le nostre fondamenta siano in te, salde e sicure, secondo il tuo volere. A te la gloria, o Padre che ci ami,
e non ti stanchi mai di perdonare. Benedetto sia sempre il nome tuo, il santo ed indicibile tuo nome, più glorioso dei cieli luminosi, del firmamento carico di stelle che inneggia a te con voce siderale, più glorioso del tripudio di fiori che innalzano profumi al trono tuo, più glorioso dell'eccelso creato che provoca stupore e meraviglia, più glorioso di schiere a te festanti, degli angeli che inneggiano al tuo amore, a cui si unisce il nostro grato canto, la nostra gioia e il giubilo del cuore. Amen. Gloria a Dio. Glória a Dio, fratelli. Dio è buono in ogni giorno. Adesso vorrei invitare la sorella Priscilla per lodare al Signore, se possibile con 2 cantichi, se possibile. Glória a Dio. Saluto a tutti con la pace del Signore. Alleluia. Lodiamo tutti insieme. Facciamo un bello coro cantando il numero 603. 603. Gesù, t'adoriamo, proclamandoti Re. Tu sei qui proprio in mezzo a noi, con lodi noi t'esaltiamo, di lodi un trono ti prepariamo, di lodi un trono ti prepariamo, di lodi un trono ti prepariamo, perché tu, oh Signore, sei Re. Gesù, t'adoriamo, proclamandoti Re. Tu sei qui proprio in mezzo a noi, con lodi noi. Alleluia. E mentre noi t'adoriamo, e mentre noi t'adoriamo, e mentre noi t'adoriamo, vieni regna, Signore, su noi. Ancora la seconda parte. Gesù, t'adoriamo, proclamandoti Re. Tu sei qui proprio in mezzo a noi, con lodi noi t'esaltiamo, e mentre noi ti adoriamo,
Possiamo adorarlo. Alleluia. Alleluia. Gloria a Gesù. Grande è il Signore, Egli è degno di ogni lode. La Sion del nostro Dio è il luogo santo. La gioia della terra. Grande è il Signore, in Lui abbiamo la vittoria. Da Lui prendiamo forza per la vita. Noi ci prostriamo a Lui. Signore, noi vogliamo lodare Te. Vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Ora noi confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo, sei Re. Signore, noi vogliamo lodare Te. Vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Ora noi confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo, sei Re. Possiamo cantare insieme? Signore, noi vogliamo lodare Te. Vogliamo ringraziarti? Vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Ora noi confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo, sei Re. Perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo, sei Re. Amen. Alleluia. Glória a Dio. Dio è qui in mezzo a noi. Amém? La Bibbia è la garantia di questo, perché è clara quando dice che Dio sta con noi tutti i giorni. No giorno difficile, Lui sta. In un giorno facile, anche. In tutte le circostanze della vita, Dio sta con noi. Amém? Vorrei presentare, non lo so come si dice, presentare una coppia speciale che sta in mezzo a noi, un fratello e una sorella. È il fratello Luciano e la sua moglie sta qui con noi. Facciamo un saluto speciale per loro. Che Dio vi benedica sempre. Che Dio vi benedica sempre. Glória a Dio. Adesso, fratelli, nostro pastore João, è arrivato, sta con noi. Vorrei invitarlo per continuare il culto, va bene? Pace a tutti. Pace a tutti. Che meraviglia poter essere qui con voi stasera.
porto il saluto della chiesa di Legnago a Verona. Eravamo lì stamattina, è stato un culto meraviglioso e l'opera del Signore continua avanti perché è il Signore che ha cura della sua opera e del suo popolo. Amen? Il popolo è di Dio, l'opera è di Dio, è tutto di Dio. Amen? Quindi che possiamo continuare servendo il Signore con gioia. Dio benedica il nostro presbitero, Tali, sua moglie e tutta la chiesa qua a Scandici che lavora per il Signore, che serve il Signore con gioia. Sappiamo che i giorni non sono facili e preghiamo perché il Signore ci dia la grazia. Preghiamo per nostro fratello Giuseppe, che ancora ha molto bisogno delle nostre preghiere, perché il Signore possa operare nella sua vita e nel nome di Gesù possiamo vedere il miracolo della parte del Signore. Amen? Perché Lui è. Amen? Lui è o no? È sempre, è e sempre sarà. Gloria a Dio. Quindi continuiamo adorando al Signore esta sera, lodando il Signore con gioia nella sua presenza, perché Lui merita. Gloria a Dio. Ci sono le sorelle e volevo sentire le sorelle lodare al Signore stasera nella presenza del Signore. Dopo noi sentiremo anche un saluto dal nostro diacono Wallace, lui che mi ha accompagnato stamattina a Verona, a Legnago. Eravamo da ieri lì e grazie a Dio è andato tutto bene e siamo andati, siamo tornati. L'opera ha continuato anche qui, ringraziando il Signore per la cooperazione dei nostri fratelli nell'opera del Signore. Ha predicato Rick a Firenze, Talis, presbitero Talis ha guidato il culto e Rick ha predicato il messaggio stamattina. E il 20 noi abbiamo una veglia di preghiera. Tutta la chiesa è invitata a passare tutta la notte nella presenza del Signore. Chi ha già fatto una veglia di preghiera? Non dirò chi non ha fatto, chi ha già fatto. Quindi sappiamo noi quanto è stato buono, importante, ma che possiamo ripetere. Quindi questo 20 marzo, che è venerdì prossimo ora, possiamo stare insieme dalle 22 alle 5 della mattina, tutta una notte nella presenza del Signore. Sarà meraviglioso. È tempo di cercare il Signore. E la Bibbia dice: chi bussa, la porta si apre. Chi chiede, riceve. Amen? Che possiamo bussare la porta perché il Signore è pronto per fare cose meravigliose. Sentiamo le nostre sorelle. Venite qua, sorelle, qui davanti, lodare al Signore. E dopo noi sentiremo il nostro diacono Wallace, anche con un saluto alla Chiesa. Alleluia. Grazia, grazia, la grazia di Dio ci basta. Grazia, grazia, la grazia ho trovato in Gesù. Ancora? Grazia, grazia, la grazia di Dio ci basta. Grazia, grazia, la grazia ho trovato in Gesù. Vieni Nagi, anche la moglie di Luciano, vieni sorella. Vieni qua a cantare con le sorelle. Siamo tutti, non importa la denominazione, non importa se non ha voce, non importa se ha voce. C'era, pastore Roberto stava raccontando una testimonianza di un sordo, si dice? Sordo muto. Lui non ascoltava né parlava. E ogni volta che lui doveva dare gloria a Dio, faceva così. E nella chiesa il Signore operando e lui, e c'era un fratello che guardava e diceva: che c'è? Che passa con quest'uomo? Non sapeva che lui era deficiente. E quel fratello,
E lui non capiva. Dopo ho mandato a un diacono, ha detto, ma cosa c'è quel fratello? Non è un spirito male? Sarà che non ha uno spirito male? E il diacono ha detto, tu hai dato quante glorie a Dio oggi? Lui ha detto, ho dato gloria. E lui quando è entrato non si è fermato di dare gloria. Alleluia. E quindi, fratelli, se noi non poco o molto che possiamo dare al Signore tutto che abbiamo, tutto, perché può darsi che un giorno vogliamo fare e non possiamo, è vero o no? Quindi lodate al Signore e lodiamo insieme alle sorelle. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, quel che intorno a me diventa ombra nella luce tua, Signore. Quando ho trovato la via tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore, ed scopro la vera ragione perché io vivo. Per adorarti, Signor, per adorarti, Signor, la ragione per cui vivo è adorarti, Signor. Per adorarti, Signor, per adorarti, Signor, la ragione per cui vivo è adorarti, Signor. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, quel che intorno a me diventa ombra nella luce tua, Signor. Quando ho trovato la via tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore, ed scopro la vera ragione perché io vivo. Per adorarti, Signor, per adorarti, Signor, la ragione per cui vivo è adorarti, Signor. Per adorarti, Signor, per adorarti, Signor, la ragione per cui vivo è adorarti, Signor. Amen. Saluto la Chiesa con la pace del Signore, amen. Leggiamo la parola di Dio, lascio un versito per la Chiesa, una riflessione, amen. Salmi 96. Abbiamo trovati? Amen.
Cantate all'Eterno un canto nuovo. Cantate all'Eterno, ó abitanti di tutta la terra. Cantate all'Eterno, benedite il suo santo nome, annunziate di giorno in giorno la tua salvezza. Proclamate la sua gloria fra le nazioni e le sue meraviglie fra tutti i popoli, perché l'Eterno è grande e degno di somma di lode. E gli va tenuto sopra di tutti i dei, perché tutti gli dei delle nazioni sono idoli, ma l'Eterno ha fatto il cielo. Amen? Che possiamo lodare al Dio con tutto il nostro cuore, che la nostra fidelità sia soltanto a Lui. Amen? Amen. Fratelli, oggi noi abbiamo un programma diverso. Io non so se Luciano può prendere la chitarra per provare lì se esce qualcosa. Vê se tu prova ali aquela guitarra, aquele violão ali, Luciano, para tu fazer uma cantoria aqui para Jesus. Para a gente não, para Jesus. Enquanto ele vai se preparar, a gente, mentre lui si prepara, io ho parlato in portoghese che lui capisce meglio quello che volevo dire, no? Che lui suona la chitarra, ma un po', ha detto un po', è umile. La sua moglie era lì a sorridere dicendo, bichinho, Jesus ti pegou, Jesus ti ha preso. E mentre lui si prepara lì, io vorrei leggere la parola di Dio con la Chiesa. Mettiamoci in piedi, apriamo la Bibbia nella lettera agli Ebrei, capitolo 12. Oggi abbiamo anche un programma speciale. Oltre il culto che è già speciale, noi ringrazieremo Dio per la vita del presbitero Thales, che il 18, no? Il 18 compierà un anno in più di vita. Non è che lui è vecchio, lui ha solo 102 anni. No, quanti anni hai? E vai fare 35? Farà 35 anni, giovanotto, no? Allora 18 sarà il suo compleanno e noi credenti non abbiamo questo problema di fare prima, fare dopo, sempre è giorno di ringraziare a Dio, è vero o no? Se il proposito non è fare festa, è di dare gloria a Dio, e tutti i giorni è giorno di dare gloria a Dio, è vero o no? Quindi oggi noi daremo gloria a Dio per la vita del presbitero Thales, che insieme alla sua moglie svolge l'opera del Signore qui con noi. Agli Ebrei capitolo 12, eu não sei onde está a minha Bíblia, desceu não foi? Ecco, grazie mille. Che questa era mia, ma sto usando più questa adesso. È più affilata questa. Capitolo 12, versetto 1 al versetto 13, così. Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori,
affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Amen? Padre, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti di questa parola e di tutto quanto tu hai fatto. In questo momento vorrei anche, Signore, pregare per i miei fratelli che adesso contribuiranno per la tua opera, per la manutenzione della tua opera, quelli che con fedeltà, Signore, ti onorano, come dice la tua parola, con i suoi beni, con la rendita della sua casa, che tu possa moltiplicare, ricevi le nostre decime, ricevi, Signore, l'offerta che abbiamo portato, che siano gradevoli a te, Signore, come profumo sia la nostra offerta e che di modo saggio sia gestita per la crescita e l'avanzamento del Vangelo in questa città e in questo paese. Continua con tuo popolo, quelli che non hanno un lavoro, quelli che soffrono, Signore, in questo momento, questo disequilibrio economico che esiste nel mondo, che possano anche loro vivere, Signore, la tua provvidenza, la benedizione tua che è abbondante. Sappiamo, Signore, che sei tu che riempi le cisterne, sei tu che riempi i magazzini, sei tu che fa, Signore, produrre il campo. La tua parola dice che tu mandi la pioggia e fa la terra produrre il suo frutto. Signore, che la tua benedizione sia visibile nella vita di ognuno di noi. Provvedi per l'orfano, per la vedova, provvedi per il capofamiglia, provvedi per la famiglia, per i necessitati, che, Signore, possiamo tutti servire te con tutto che abbiamo, che il lavoro e che il sostegno e che i soldi, che i beni che tu ci dai siano soltanto, Signore, per servire a noi, che loro possano servire noi, non noi servire a queste cose. Per la tua gloria consacriamo questa decima e consacriamo questa offerta, quanto sia, non importando la cifra, ma importando ciò che importa è il cuore, Signore. Ti ringraziamo e ti preghiamo di ricevere per la tua gloria. Amen e amen. Noi offriremo, e mentre offriremo Luciano farà una canzone. Siamo felici con Luciano? Amen. Amen? Tu sei risposta di preghiera, Luciano. E lui... Tieni che affinar il violão prima. Ancora ci vuole, no? Ainda precisa um pouquinho? Ma... Eu fui pego de surpresa. É surpresa. É sempre assim. Quando Jesus tornerà sarà sorpresa. È vero o no? Dobbiamo essere abituati alla sorpresa. Quindi lui si preparerà. Vorrei dire ai fratelli che mentre lui finisce lì di mettere a posto le corde, vorrei dire ai fratelli che il 1° aprile in tutte le basi missionarie, potete accomodarvi, 1° aprile in tutte le basi missionarie sarà disponibile il nostro bilancio annuale. Amen? In tutte le basi missionarie ci sarà disponibile il bilancio 2015. Quindi vorrei chiedere ai fratelli di quando... No, è perché per lo statuto noi dobbiamo presentare nell'assemblea 1° maggio. Quindi si fa dell'anno scorso e si presenta... 15 ho detto? Ma guarda... Passerello, scusate, del 2025. Quindi... sarà disponibilizzato. Perché? Perché nel 1° maggio noi avremo il nostro raduno e ci sarà pure l'assemblea, ma io non vorrei occupare tempo dell'assemblea trattando cose burocratiche. Quindi cosa faremo? Noi disponibilizzeremo il bilancio in anticipo, i fratelli possano prendere, vedere, analizzare, guardare. Dopo che è analizzato e fatto tutto, se va tutto bene, ci sarà un foglio anche allegato che il fratello firmerà, facendo parte dell'elenco di chi ha approvato. Nel giorno del raduno io dirò: fratelli, qua c'è l'elenco di chi ha visto e chi ha approvato. Manca qualcuno vedere, probabilmente non mancherà nessuno, e quindi
nel momento lì io dirò, questo elenco ha firmato approvando già. Vogliamo riconfermare la nostra approvazione? Allora confermiamo, è finito lì e non abbiamo più niente da fare. Amen? Avete capito? Quindi 1 aprile sarà disponibile il bilancio e il 1 maggio sarà confermato, perché l'approvazione sarà fatta con la firma. Ok? Sarà fatta con la firma e nel giorno dell'assemblea noi confermeremo quello che abbiamo già visto. D'accordo? Perché così non perdiamo tempo con cose burocratiche. Se qualcuno avrà una domanda, qualsiasi cosa, avrà tempo per farla. Amen? Quindi 1 aprile sarà disponibile questo bilancio e 1 maggio noi saremo tutti a Firenze, è un venerdì festa, e noi avremo quel giorno nella presenza del Signore. Il raduno comincerà alle 2 di pomeriggio fino alle 5. Quando finiremo lì alle 5, noi di sera ci sarà anche la conferenza delle donne. Ci sarà un programma anche per le donne speciale e noi saremo lì partecipando con tutte le donne della conferenza femminile, della conferenza delle donne, non femministe, non femminista, femminile. Amen? Nella sera del 1 maggio. Quindi tutte le donne sono invitate a essere presenti e anche noi a partecipare del raduno. Ci sarà, se Dio permette, pastore Renato di Germania, della Germania, ci sarà anche pastore Antonio di Albania, pastore di Portogallo, i nostri missionari d'Italia, i nostri cari amici pastori di Rimini, Sicilia. Ci saranno tante persone che vengono a partecipare con noi. Sarà certamente, se Dio vorrà, un incontro molto piacevole e benedetto. Amen? Quindi che possiamo adorare il Signore stasera e contribuire con gioia per l'avanzamento dell'opera di Dio. Amen. Pronto? Il Senhor está pronto? Alleluia. Io continuo a parlare. Allora, facciamo così. Lui sta, perché le corde non sono pronte, e lui sta finendo. Finito? Quasi. E lui sta sistemando lì. Vorrei dirvi anche altre cose che sono importanti, che nel giorno 1 maggio, quando saremo a Firenze per il nostro raduno, noi avremo un materiale dove sarà usato questo materiale per la crescita spirituale dei credenti. Noi avremo il nostro primo materiale didattico come un corso di discepolato, come una scuola biblica da svolgere, come un gruppo di studio a casa che si può sviluppare, che sono i Vangeli. E noi avremo in quel giorno il lancio di questa collana, che è il Vangelo di Matteo, di Marco, di Luca e Giovanni, e stiamo preparando già per il prossimo anno la Chiesa primitiva, che è Atti degli Apostoli, e prepareremo un materiale su Atti degli Apostoli per questo corso continuare, perché possiamo tutti noi avere questo materiale, ma non solo avere, studiarlo, meditare, fare gruppi di studi. Sarà molto importante per la crescita della Chiesa. Amen? Quindi noi nel 1 maggio avremo il lancio di questo materiale, che è del Vivaio Missionario, che è la nostra scuola biblica. Il Vivaio Missionario è la scuola biblica della nostra Chiesa. Quindi noi, tramite il Vivaio, faremo il lancio di questo materiale per la crescita spirituale dei fratelli, vedendo la necessità dell'opera del Signore. Amen? Quindi avremo questo materiale e tutto il programma che si svolgerà di pomeriggio con i temi importanti per la crescita della Chiesa di Gesù. Amen?
Glória a Dio. Sentiamo un fratello Luciano che loderà il Signore e noi saremo contenti. Com a corda bamba, com a corda afinada, desafinada, todo jeito vai dar certo. Para Jesus tem que fare bene, né? Olha, eu vou tirar um corinho de fogo aqui, esse negócio vai pegar. E o sono tranquilo. Tranquilo? Glória a Dio. Perché Così. questa chitarra è diversa da mia. É, aí o senhor já sabe, né? Vai trazer a sua, né? Sim. Cantinho di fogo, né? Um corinho de fogo. Vai. Allora, facciamo così. Lui si preparerà, noi loderemo al Signore insieme e dopo che lui sarà pronto canterà, va bene? E noi avremo dopo un programma da svolgere che lui non sa, sarà sorpresa. Presbitero Tali non sa, non dite a lui, per favore. Lodiamo al Signore con gioia, tutti insieme. Lodiamo il cantico, mentre cantiamo insieme, noi faremo la raccolta delle decime e delle offerte. Dove sono i bambini per cantare? Dio è vivente. Venite qua, i bambini. Loderemo insieme a loro. È vivente, no, non è morto. Dio è vivente, no, non è morto. Dentro che le lo sento che è qui, lo sento tutti intorno a me. Io canterò, io griderò, io canterò, io griderò. Alleluia, quando i cieli si apriranno, oh che gioia lo sarà, canterò, griderò, alleluia. Dio è vivente, no, non è morto, Dio è vivente, no, non è morto, dentro di me. Lo sento che Egli è qui, lo sento tutti intorno a me. Io canterò, io griderò, io canterò, io griderò, alleluia. Quando i cieli si apriranno, oh che gioia lo sarà, canterò, griderò, alleluia. Amen. 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 Glória a Dio. Glória a Dio, preghiamo per loro, pela classe Felice. Padre, in questo momento, Signore, ci entregamos, Padre, in Tue mani questi bambini, Padre, che o Senhor benedica, che loro possano crescere, Senhor, in Tua parola, in la grazia, in Teu Spirito Santo, Padre. Ti ringraziamo per tutti e ti pedimos em nome de Jesus. Amém.
Gloria a Dio. Fratelli, io vorrei condividere una parola con voi stasera, che vorrei rimanere solo al testo perché il tempo non ci permette tanto, ma solo a questa parte del testo che dice: per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. E diceva stamattina proprio questo a Verona, a Legnago, ai fratelli, dicendo che cosa ci fa continuare? Qual è la tua motivazione per continuare, per seguire avanti? Quando l'autore agli ebrei scrive la lettera, scrive alle persone che erano scoraggiati, che soffrivano persecuzioni, che soffrivano tante difficoltà e volevano proprio smettere, perché il problema del vecchio mondo è che la rotta commerciale era molto, diciamo, limitata, non è come oggi, tanto sparsa, con tante opportunità che ci sono oggi. E quindi quei fratelli che si convertivano al cristianesimo venivano perseguitati per via della fede, perché avevano cambiato fede, avevano cambiato per loro la religione, no? E quindi una volta cambiato erano esclusi dalla società. E non solo questo, pensare, no, ai fratelli che non potevano nemmeno acquistare niente, avendo soldi non poteva comprare, perché uno diceva: a te non posso vendere il grano, o a te il latte non posso vendere. Perché? Perché adesso tu sei cristiano, adesso tu sei un seguace di Cristo. E quindi loro sono pressionati per via della società di quell'epoca, ma per via anche del momento che affrontavano in quell'epoca. E è vero che con tutto quello che loro subivano, affrontavano, avevano anche ragione se mollassero, perché avevano anche una spiegazione. Ma chi non ha una storia, una spiegazione, un qualcosa da dire? Perché tu non sei venuto? Perché tu non hai fatto questo? Perché tu hai smesso? Ognuno ha una spiegazione per dare di attitudini che ha preso nella sua vita, è vero o no? Quindi anche loro potevano giustificare, magari sarebbe giustificabile la loro risposta, accettata la loro risposta, dicendo: come potevamo vivere? Come potevamo crescere i figli? Come potevamo mantenere la famiglia se eravamo proprio esclusi di una società e non potevamo andare da un'altra parte? Quindi loro vivevano una pressione non solo sociale, non solo spirituale, perché Paolo dice agli Efesini che il nostro combattimento non è contro carne né sangue. Il primo combattimento che la Chiesa vive è il combattimento spirituale, perché Satana non è mai soddisfatto con la tua posizione spirituale, perché tu eri dalla sua parte, non sei più. Tu eri nelle sue mani, non sei più. Quindi una volta che eravamo nelle sue mani, che eravamo a fare la sua volontà, che eravamo schiavi suoi, che non siamo più, siamo liberi, lui è arrabbiato. E qual è la sua voglia? È distruggere, è ammazzare, è ingannarci, è fare tutto che sarà necessario per farci mollare o per farci rimanere fuori del piano del proposito e della gioia che ci è stata messa dinanzi. Amen? Quindi, con tutta l'oppressione, la prima guerra spirituale che la Chiesa viveva, quella crisi spirituale, quella pressione spirituale, non vivevano soltanto la pressione spirituale, ma quella pressione, ciò che succedeva nel regno invisibile veniva fuori. Perché a volte noi non calcoliamo questo, a volte noi pensiamo che ciò che succede nel regno invisibile rimane nel regno invisibile. No, non è così. Tutto che succede nel regno invisibile
e nel regno visibile noi vediamo solo la punta dell'iceberg. Quando si vede un iceberg, cosa si vede? Solo la sua cima, no? Ma sotto c'è molto di più. È come il regno spirituale. Sotto, dietro, c'è molto che noi non vediamo e non capiamo. È come Salmo 91 dice: frecce che volano di giorno e di notte. Ossia, sono frecce che vediamo e che non vediamo. Sono investite che vediamo e che non vediamo. Però quella crisi spirituale è venuta fuori. È venuta fuori di modo che la Chiesa soffriva anche socialmente, soffriva economicamente, soffriva moralmente. Perché? Perché quelle persone che un giorno avevano un valore, un nome, non avevano più un nome, un onore. Erano persone della società giudaica di quell'epoca che avevano onore. Immaginate un rabbino, un maestro, un uomo dottore della legge come Nicodemo passare dal giudaismo al cristianesimo, come quell'uomo veniva visto dinanzi ai suoi, alla sua famiglia, alla società di quell'epoca, come veniva visto. Quindi le persone che hanno preso decisione di servire Gesù non è che hanno subito soltanto una crisi spirituale invisibile, perché a volte noi guardiamo una persona e diciamo: ma quella persona tutto bene, tutto a posto, non c'è niente. Pensare a Gesù, figlio di Dio, inviato di Dio, il Messia, il Cristo, il Signore. Quindi, se uno guardasse Gesù sapendo di tutto questo che era, che aveva, che possedeva, magari diceva: è meraviglioso la sua vita, è meravigliosa la sua vita. Non subisce niente, è figlio di Dio, è il Messia, è il Signore. Ma non possiamo rimanere solo in quello che Lui era, ma dobbiamo anche concentrarci che ciò che Lui era sconvolgeva il regno delle tenebre. E il suo proposito era portare e salvare a tutti. Quando noi, fratelli, ci troviamo davanti ai problemi, alle difficoltà, che possiamo ricordarci delle crisi spirituali, delle crisi che le persone hanno vissuto, che i fratelli della Chiesa primitiva hanno vissuto, perché non è stato facile per loro affrontare tutto quello. No. L'autore agli Ebrei incoraggia la Chiesa dicendo ai fratelli che loro non potevano mollare perché Gesù era superiore a qualsiasi persona che si alzasse come grandi, come potenti, come potenza. Lui diceva che Gesù era ancora superiore a tutti i sacrifici, perché loro non solo vivevano una crisi spirituale, sociale, economica, ma anche vivevano una crisi emozionale. Ci sono persone stasera qui che sono venuti proprio per questa parola, perché Dio voleva proprio dire a te che sa la crisi che tu affronti momentaneamente, perché loro con tutto quello che era davanti pensavano in mollare. C'era una crisi che diceva dentro la loro mente, il loro cuore: vale la pena? Sarà che tu non si sei domandato questi giorni: vale la pena?
Non ti sei domandato questi giorni dicendo, vale la pena? Quante volte, fratelli, noi guardiamo la nostra situazione, la nostra condizione, il nostro problema, la nostra realtà, la crisi che stiamo affrontando, dicendo, vale la pena fare questo? No. Sarà che vale la pena dare un passo, tornare, continuare? Vale la pena? Ho fatto tutto. Fratelli, Elia, uomo che non aveva, uomo che era nella presenza del Signore, che non aveva nessuno che poteva dire niente di lui, ma sottomesso alle stesse passioni, la parola dice. E la sua posizione spirituale non ha cambiato la crisi economica né spirituale che c'era in giro in quel momento in Samaria, in Israele. Ha cambiato? No. 3 anni e 6 mesi senza pioggia. 3 anni e 6 mesi senza pioggia, la terra secca. La crisi era instaurata in quel momento. E lui, nonostante uomo di Dio, ha vissuto anche la crisi dentro la caverna, ha vissuto una crisi davanti alla sfida che c'era lì, Acabe, Jezabel. Dio poteva dire così, no, è già troppo ciò che lui sta affrontando, io fermerò Acabe, io fermerò Jezabel, io faccio morire queste due e così sollevo Elia, sollevo Elia di questa situazione, sollevo Elia di questo problema. Fratelli, ci sono cose che tu stai affrontando, che è nelle mani di Dio, e Dio poteva dare una fine oggi, ma lui non vuole. Non vuole, perché tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano a Dio. E a volte noi diciamo, sarà che non sarebbe più facile se il Signore facesse così? Vogliamo insegnare Dio. Ma nonostante c'è Acabe, c'è Jezabel, c'è il Signore che dice, tu sei all'ombra dell'Onnipotente, allora riposati, nonostante non amasso queste due delinquenti, io ti proteggo, nonostante non cambio la tua situazione nella tua storia, c'è la mia presenza con te, c'è la mia protezione con te, c'è il mio sollevo con te, c'è la mia gioia con te, c'è la mia pace con te. Ma quante volte per noi non basta? La pace non basta, la presenza non basta. No, per alcune persone non basta, perché non è tutto quando 2 più 2 sono 4, ma il calcolo di Dio non è così. Elia, lo stesso che è stato perseguitato da quelli due, da Acabe e da Jezabel, era lì sotto una ginestra dicendo, voglio morire. Ma mi dite una cosa, Jezabel ha potuto toccare Elia? Acabe ha potuto toccare Elia? E perché Elia voleva morire? Perché Elia voleva mollare? Era la crisi, perché la crisi esterna è entrata dentro di lui. Fratelli, oggi è il giorno del Signore per la mia e per la tua vita, e che noi possiamo mandare via la crisi che ha dentro di noi e dire allo Spirito Santo, regna, governa, riempimi, usami, mi dai, Signore, la tua grazia, perché è la tua grazia, è con la tua forza che io sono perfezionato. A volte noi non ci basta la grazia, non ci basta la presenza, non ci basta la provvidenza. Ah, Signore, io voglio indeterminato. È vero che vogliamo tutto meglio, ma quando sarà il tempo sarà. Diciamo stasera così, quando? Forte, quando sarà il tempo di Dio? Sarà.
e quando sarà, nessuno potrà impedire. Alleluia! La Bibbia dice che quando è stato il giorno del Signore, Elia non ha fatto niente, non ha mosso niente, non ha combattuto niente, non ha alzato una spada, non ha tirato una freccia, ma il Signore ha battuto Acabe e lo ha messo per terra e lo ha ammassato, perché è il giorno del Signore, e nel giorno del Signore si farà tutto, ma è nel giorno del... E mentre non arriva il giorno del Signore, Lui ci dice: gioite, rallegratevi, state contenti, fate festa. Ma perché? Perché festa se c'è questo delinquente Acabe che mi perseguita? Ma ti ha toccato? No. Allora, chi non ha mai sentito questo? Chi non ha mai detto quando io non faccio 100 non serve, devo fare sempre 100, se faccio 99 non è sufficiente, non basta. Chi non ha già detto questo, non ha già sentito questo? È la nostra insufficienza. Gli ebrei vivevano questa crisi. Sarà che ho fatto ho preso la decisione giusta? Sarà che dovevo prendere questa decisione veramente? Sarà che dovevo fare questo veramente? Quante persone stanno così pensando? Sarà che questo è veramente la volontà di Dio? Quando Dio aveva già parlato, quando Dio aveva direzionato, quando Dio aveva fatto sognare, quando Dio aveva rivelato. Ma Satana cercherà di confondere il suo popolo, il popolo di Dio. Ma noi non saremo confusi, perché il Signore è con noi. Alleluia! Il Signore è con noi, incoraggiando ognuno di noi, dicendo: alzatevi, non perdetevi d'animo, fate coraggio, perché molte volte noi guardiamo solo la difficoltà, i problemi, quell'infelice di quell'Acabe, quella delinquente della Jezabel. È vero, è tutto vero, non servono a nulla, sono proprio strumenti di Satana, ma il Signore ci dice stasera: sono io che ho fatto non solo l'arma, ma ho fatto anche colui che ha fabbricato l'arma. Io ho il controllo sulla sua vita, quindi stai tranquillo, tu segui la tua strada. Elia, voglio morire? No, il Signore ha dato una prova. Elia ha mandato a lui carne. Dio non è vegetariano. Ha mandato carne. Chi può dare gloria a Dio pela carne? Glória a Dio. Ha mandato carne. Ho imparato stasera, scorsa, com o Arisson, fratello Arisson, che ha detto: oh, guarda che Dio non è vegetariano. Quando l'uomo si è coperto di fico, lui ha amassato già un agnello, ha fatto già un barbecue, ha detto: vestiti e facciamo barbecue, perché era per essere rovina, distruzione, ma è festa, festeggiamo perché io sono arrivato prima della morte nella tua vita. Fratelli, il Signore ha mandato carne, pane a Elia, ha detto: mangia e bevi, perché molto lunga è la tua strada. E lui ha continuato la strada, e quando lui pensava che il Signore aveva preparato qualcosa di speciale, aveva preparato a casa di una vedova, ricca, povera, ricavava lì i bastoncini, quei bastoncini per fare fuoco e fare il suo pane e preparare tutto e mangiare quell'ultimo pane. A volte noi pensiamo: quella persona è risposta di Dio per la mia vita, e non sappiamo che anche noi siamo risposta di Dio per la vita di qualcuno. Tu puoi dire a questa persona: tu sei risposta di Dio per la mia vita. È vero. Chiesa, voi siete la risposta di Dio per la mia vita. Perché molte volte io penso che sono solo, ma so che c'è qualcuno che prega per me. E allora il Signore dicendo: vedi che io faccio, che io opero, vedi come muovo i cuori
pregare per te, per amarti, perché uno che dice dovete amarmi, no, nessuno fa una persona amare, nessuno força l'amore, l'amore germoglia, nasce, è Dio che dice io voglio che tu ami quello, ami, mette amore nel cuore, è vero o no? È Lui che aggiunge amore, dice una goccia di amore. Io voglio fare male, ma non voglio più fare male. Io voglio il male di quello. Tu non volevi il male di quella persona. No, non voglio più. Sembra che è cambiato qualcosa qua dentro. È Dio. Alleluia! È il Signore che cambia. E quando Lui arriva a Sarepta, c'è quella vedova là con un poco di farina, un poco di olio, dicendo, oggi è l'ultimo giorno mio e del mio figlio. Ma quando arriva il profeta, sembrava una lotta, ma era la provvidenza. Quando il profeta arriva, sembrava una lotta, ma la casa della vedova era una provvidenza. Perché è così l'opera di Dio, è così che opera il Signore. Tu pensi che quella persona è una lotta, è la provvidenza di Dio per la tua vita. Tu pensi che quella situazione là è una lotta, è una benedizione di Dio nella tua vita. Sentite questa parola, Dio trasformerà la crisi in benedizione. Dio cambierà il scenario di crisi in benedizione. E tutti i giorni dentro la casa della vedova era festa. Scenario di morte in un giorno, nell'altro festa. Come mai? Si aspettava che questa vedova morisse in questa settimana senza mangiare. Come mai questo bambino è ancora vivo? Ma dopo che è arrivato il profeta dentro la casa, tutto è cambiato, la farina non è mancata, l'olio non è mancato e non è mancato più niente. Era abbastanza per loro e per il profeta. Ciò che il Signore farà nella tua vita sarà abbastanza per te, ma anche per servire Dio. Perché ci sono persone che appena ricevono un sollevo spariscono. È vero o no? Ma quello che farà il Signore, apri le tue mani così stasera, quello che il Signore ti darà sarà abbastanza per te, ma anche per servire Dio. Amen? Ricevi. Gloria a Dio. Quando tu riceverai, non devi dire, questo è solo per me. O questo è solo per la mia vita, per la mia famiglia. Questo è, Signore, non è più sufficiente per la... No, attenzione. Che ci sono persone che guadagnano 5 e dopo guadagnano 10 e non sarà mais 20, 50 e non è mai sufficiente, perché ogni volta che aumenta si allontana da Dio, e quanto di più è lontano da Dio, meno riceve. Anche se ricevi molto, diventa nulla, come pulla, dice la parola. È vero o no? Quindi, fratelli, che possiamo essere incoraggiati per la gioia che ci è messa davanti. Qual è la gioia? È il Signore. Perché nonostante la prova, la difficoltà, noi possiamo gioire nel Signore. È vero o non è? Nonostante tutto, possiamo gioire nel Signore e dire, Signore, Tu sei buono. In ogni tempo tu sei fedele. Amen? Non perdetevi, si dice così, d'animo. Fate coraggio, perché il Signore trasformerà questo scenario di crisi e sarà abbastanza per te e per servire a Dio, al Signore. Considerate, la parola ci dice nel versetto 3, considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità. Quindi non tornate indietro, non mollare, perché manca pouco. Questa crisi passerà e rimarrà soltanto nella storia. Sulla storia tu dirai, è passata. Ma quando è passata non mi è mancato né pane né olio. Non è stato facile avere tutta quella pressione. Io pensavo, sa cosa? Se fosse oggi era o WhatsApp. Un messaggio su WhatsApp dicendo, sai,
Ho sentito che Acabe ha detto così di te. Lei sta cercando te. Isabelle, ho sentito che Acabe ha dato ordine ai soldati di ammassarti. Sono i messaggi che vengono e che vogliono sconvolgere la nostra vita, la nostra mente, nostro spirito, la nostra anima, le nostre emozioni. Ma oggi il Signore sta facendo come i pastori fanno con le pecore. Sa cosa fa il pastore? Scende olio sul mio capo. Lui fa scendere olio sul capo della pecora e dice a quelle mosche: qui non toccare, qui tu non puoi avvicinare perché qua c'è olio, quindi non vieni a mettere le tue uova qua perché non sarà propizio a te. Questa mente, questa pecora riceve olio di Dio oggi sulla tua vita, perché è questo olio che il pastore unge le pecore, e così la mosca, quella mosca che disturba, come Elia ha detto, è stato chiamato, tu sei un che disturba in Israele, no? Ha detto Acabe a Elia, ma anche tu mi disturbi, non sai quanto, però non mi tocca. A volte noi pensiamo, Satana mi sta disturbando, ma non sappiamo quanto noi disturbiamo Lui. Quanto di più siamo vicini al Signore, più agitato è Lui. E che si agiti perché noi cercheremo il Signore. Diremo come Davide: una cosa ho chiesto al Signore e quella la cercherò, di abitare nella casa del Signore un giorno. Quanti? Tutti, amen? Grazia, grazia, la grazia di Dio ci basta. Grazia, grazia, la grazia ho trovato in Gesù. L'assemblea canta? Grazia. Grazia. In chi abbiamo trovato? Amen. Sentiamo nostro fratello Luciano e dopo abbiamo un programma da svolgere. Che Dio ci benedica nel nome di Gesù. Saluto a tutti com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu não parlo bem em italiano. Eu vou cantar em português. Mas penso que quando arriva o Espírito Santo, todas as pessoas se capitam. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz pagou por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas
bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando, enfim, chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. Será melhor. Io vorrei invitare il presbitero Thales e la sua moglie per sedersi qua, perché così lui può vedere tutti, no? Così loro possano vedere tutti. E questo è un momento di molta gioia nella presenza del Signore, per la famiglia che serve al Signore. E un giorno ho detto al Signore: se non fossi te nella mia vita, queste persone non esisterebbero, se non fosse Gesù nella mia vita. Non avevo conosciuto tanti, voi, altri che ci saranno ancora, e la famiglia di Dio è grande e benedetta, è vero o no? E noi siamo molto contenti con tutto ciò che il Signore ha fatto. Io vorrei in questa sera ringraziare Dio per la vita di Thales, del presbitero Thales, della sorella Jessica, anche se non è il compleanno della Jessica, ma è la compagna efficace. E io dico, se non fosse Priscilla nella mia vita, Gesù e Priscilla, e dico a lui la stessa cosa. E lui oggi è tutto bellino, che ha sistemato lei questi capelli. Eita! È il sindaco, chi vota? Io sono stato da Vito, è stato il compleanno di Vito settimana scorsa, là a Belluno, e hanno fatto un santino di questo, un santino. Voti in lui. Non posso né dire, né? Contra il comunismo, voti in lui. Ma è un bello sindaco, no? Mi dispiace la cravatta rossa, ma non voglio proprio rosso per non fare proprio enfasi a niente di rosso. È vero o no, João? Allora vorrei, parte gli scherzi, ma vorrei ringraziare Dio, perché in questo tempo che loro sono con noi,
hanno contribuito tanto con l'opera del Signore qua, con la Chiesa, con il ministero. Sono persone che, gloria a Dio, sanno entrare e uscire, sanno parlare e non parlare. Non dico che sono perfetti, perché non sono, e poco a poco ci conosciamo meglio. Ma fino adesso io non posso dire altro che sono una benedizione del Signore, e la Chiesa conferma questo. Non bisogna nemmeno parlare, perché si sente da parte della Chiesa, perché quando la Chiesa non conferma, non accoglie. È vero o no? Non accoglie. La Chiesa, le pecore sentono il profumo e dicono: questo non è pastore, è un salteador. Ma questo, tu non, per la gloria di Dio, sei una persona che il Signore ci ha dato proprio di benedizione per quest'opera, e vorrei lodare il Signore per la vostra vita. Lui è sempre più tranquillo, la Jessica è quella che capovolge il mondo, e bisogna, è vero o no? Perché se tutte e due fossero così sarebbe difficile, ma c'è la misura giusta di Dio. E benedetto è il grembo delle vostre madri che vi hanno generato, non per euro, né per lire, né per reais, né per dollari, ma vi ha generato per la gloria di Dio. Perché dopo lascerò il mio versetto, ma la Bibbia dice che il Levita, la sua porzione è il Signore. Quando il Signore ha separato le tribù di Israele, a ognuno ha dato una parte, ma ai Leviti ha detto cosa? No. A Aarone, alla sua famiglia e alla tribù di Levi, la porzione loro sono io. E che Dio sia sufficiente per voi sempre. Non uscite da questa linea, perché tutto che questo mondo ci offrirà e ci offre è buono, ma non è buono quanto è il Signore. Può essere sufficiente in quel momento, ma non sarà per sempre. Ma Dio sarà sufficiente sempre. E la cosa meglio che una persona può fare è servire Lui con tutta la sua vita. Amen? Che Dio benedica loro. Vorrei invitare fratello João per rappresentare gli uomini della Chiesa, e lui porterà un versetto, parlerà qualcosa, rappresentando tutti gli uomini della Chiesa. Amen. Dopo vorrei ascoltare anche fratello, nostro diacono, Raymond, che rappresenterà tutti gli operai. Amen. E uno dopo l'altro, e così noi seguiamo servendo il Signore. Amen. E alla fine Jessica canterà 8 minuti di auguri. La pace del Signore a tutti. Che vorrei dire di Talis? Che sia stata una benedizione di Dio per noi. Che Dio continua a ti dare questa forza e allegria e gioia di servire il Signore. Che Dio ti benedica sempre, che siamo con te. Amen. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Pace a tutti. Ora, più che dirle qualcosa a Talis e alla Jessica, dovrei fare una piccola storia, che non è mia questa storia. L'ho sentita, però mi è piaciuta talmente tanto che vorrei raccontarla a voi.
Voi sapete quando il popolo di Israele nella tua travessia per arrivare alla terra promessa si fermava, loro montavano le tende e tutto quello che avevano, tutti gli animali e tutte le cose. Però a un certo punto, quando era l'ora di partire, suonava un strumento che era il cefalo. Bene. E questo era un corno che faceva qualcosa del genere, no? E al momento che questo suonava, tutti dovevano prendere tutta la sua roba e preparare perché dovevano partire. Questo è suonato una volta. Immaginate voi che siamo tutti qui tranquilli e questo strumento suona, dobbiamo preparare e partire. Però che succede quando è arrivata l'ora di partire? C'era questa famiglia con 2 bambini e la moglie e il marito che hanno deciso che loro non partivano più, perché erano già 30 anni che loro camminavano e non era mai successo niente. Le cascava tutto dal cielo e avevano deciso di non seguire più questa camminata perché erano stanchi, perché vedevano che nella loro vita non cambiava niente e hanno deciso di partire, di rimanere. Hanno chiamato il capo della tribù e le hanno detto: noi, diciamo la famiglia Ramirez, abbiamo deciso di non continuare più con questa camminata. Ma avete pensato bene? I motivi sono che noi vogliamo fare una vita nostra. Vogliamo camminare per conto nostro perché sono già 30 anni e non ce la facciamo più. Loro hanno accettato di rimanere lì. Il gruppo è partito, loro sono rimasti nella tenda. Il giorno dopo c'era questo sole che bruciava, non hanno trovato niente da mangiare perché il manà non cascava, non avevano mai sentito questo caldo di giorno a 100 gradi e non avevano mai sentito questo freddo alla sera che ammassava le persone. Non avevano mai sentito questa fame perché il manà cascava del cielo. Non avevano visto mai questi bambini che il sole le bruciava la pelle e era tutta piena d'acqua. Anche loro i vestiti che avevano addosso non lo sopportavano più perché non c'era più quest'aria vivibile. E hanno visto che ai bambini le è venuta la febbre a 40 del sole così grosso. Loro non avevano calcolato che alla sera il Signore era con loro perché le davano il fuoco per riscaldare. Al giorno c'era la nuvola che lo copriva. Quindi per loro tutta questa situazione era una situazione nuova. Frattempo 2 giorni il popolo di Israele camminava e loro hanno deciso di, dopo una notte che sentivano i cavalli che arrivavano verso di loro, sentivano che un gruppo di persone arrivavano, questi erano quelli che saccheavano le persone che nel deserto erano, che rubavano tutto quello che potevano trovare. Loro hanno deciso di partire dietro il gruppo e questa storia la finiamo qua, sperando che loro possano aver raggiunto il gruppo di Israele per raggiungersi a loro, o sperando che non sia così e beduini credo si chiamano, non abbiano trovato loro e lo abbiano ammassato. Perché metto questa storia per parlare di loro?
perché io spero e sono sicuro che loro non saranno la famiglia che non seguiranno il gruppo del Signore. Io sono sicuro che loro sono la famiglia che saranno sempre davanti a questa Chiesa e speriamo che sia tutto così fino ad oggi. E questa era una riflessione che volevo portare oggi per loro due. Che siate voi due la famiglia che il Signore ha scelto per essere qua con noi e soprattutto che siamo noi ad accettare che sia loro la famiglia che ci guideranno in un futuro quando il pastore potrà, diciamo, non stare con noi perché starà sempre con noi, però stare un pochino più libere e che loro siano consapevoli che questo è un tragitto che senza il Signore non si fa niente e che possiate voi due essere conseguenti con tutti i ragionamenti e tutte le cose che succedano e possano succedere nella vostra vita e che siate voi la famiglia che ci guiderà. Non rimanere fuori del gruppo di Dio, non rimaniamo fuori del gruppo di Dio, dobbiamo essere sempre lì a mangiare il manà che ci casca del cielo, che è la vita eterna. Amen. Cuidado para não ficar no sol. Sentiamo la Milvia che ha preparato una poesia. Gloria a Dio. Dopo la nostra missionaria Josiane, che è la guida della preghiera qui, e anche lei verrà a esprimersi. A Thales per il suo compleanno. Il Signore ci ha donato un fratello benedetto. È venuto da lontano e che strano, è brasiliano. Ma ci tiene proprio tanto a parlare in italiano. Se la cava già benino e ben presto riuscirà a portare la parola con estrema abilità. È gentile e delicato, ma ha la tempra di un soldato per combattere il nemico alla gloria del Signore che gli serve con valore. Ha una sposa assai amorosa, premurosa ed affettuosa, che è compagna sua speciale nella messe del Signore. Sono fatti l'un per l'altra, poiché Dio li ha messi insieme in un'unica unità. Sono precise due metà. Oggi a lui vanno gli auguri di un felice anniversario ed un gran ringraziamento per la vita sua preziosa, che abbia gioia, fede, ardore, lunga vita ed abbondanza. Tutti questi gli auguriamo ed insieme gli diciamo feliz anniversario e muitas bensaos ao nosso presbítero Thales. Glória a Dio. La Josiane. Gloria a Dio. Pace a tutti. Non so poetisa, non so per questo leggere a Bibbia qui, in Deuteronomio 1 e 11, che dico: Dio de vostro Padre
vi aumenti anche 1000 volte di più e vi benedica como ha promesso di fare. Que Deus, estamos felizes, nós siamo felici perché Deus ha escutado nossa preghiera, enviando ustedes. Espanhol não vai. Deus enviou de Brasil e está aqui com nós. Que Deus te benedica muitíssimo. E eu agradeço em graça a Deus e porque estão toda martedì, mercoledì, ogni mercoledì aqui com nós. Não estou sola. Não sono sola, porque esta cópia está aqui ogni mercoledì com nós. Que Deus bendiga Augurin. Deus bendiga, irmão. Isso é uma bênção, uma bendição. Io volevo invitare nostro diacono Wallace rappresentando la chiesa di Firenze. Amen? Glória a Dio. Dopo lui noi continuiamo con il programma e sai outro cântico aí? Olha aí. A coisa sta migliorando, è vero o no? Allora, dopo il nostro diacono che lascerà un versetto, una parola per il nostro presbítero, perché vem sem a Bíblia, eu digo já qual é o que ele vem fazer. Lui viene qua a lasciare un versetto, una parola per la coppia, e dopo noi sentiremo il nostro fratello Luciano e i fratelli che sono qua, che vogliono, perché non abbiamo tempo per dare a tutti a parlare. Quindi siamo stati rappresentati, la Josi, la Milvia ha rappresentato le donne, gli uomini sono stati ben rappresentati. Allora parlerà lui a nome della Chiesa di Firenze e dopo Luciano farà un cantico. E vorrei chiedere alla Chiesa che venga qui a dare un abbraccio in lui e se in questo abbraccio tu hai portato oro, argento, diamanti, rubi, una macchina, una casa, tutto ciò che volete dare, potete dare a lui se volete, se avete e come volete fare. E così si fa un abbraccio di auguri, ognuno personale. Mentre il fratello canta, vorrei chiedere alla Chiesa che si avvicini per fare un abbraccio e lasciare, se avete portato o se volete fare, anche un regalo a lui di compleanno. Amen? La Chiesa ha organizzato insieme a noi, gli operai, un regalo. Noi faremo anche il nostro, va bene? In nome della Chiesa. Dopo spiego. Ma i fratelli che vogliono anche oltre quello possono fare. Fratelli, benedire. La Bibbia dice che è meglio dare che non perdiamo niente in benedire le persone. Gloria a Dio. Quindi possiamo fare volentieri e con gioia. Saluto un'altra volta alla Chiesa con la pace di Dio. Io volevo lasciare un versito a lui. Due versiti. Salmo 125 e Salmo 127. Quelli che confidano nell'Eterno sono come il monte di Sion, che non può essere smosso, ma rimane nell'Eterno. Se l'Eterno non edifica la casa, in vano vi affaticano gli edificatori. Se l'Eterno non custodisce la città, in vano vegliano le guardie. Amém? Voglio dire che voi siete una benedizione nella nostra vita.
anche nella mia vita, anche nella vita di Neuma, nella vita di pastore, e credo che in tutta la Chiesa, amen? Ti voglio ringraziare per averti conosciuto, tu sei un vero amico, amen? Anche la Jéssica. Neuma, vieni dar um abraço. Parabéns. Sei que nem agora, não, mas já estou adiantado, né? É um bravo ragazzo, amém? Sono felice. Chi è felice? Amém. Avvicinarsi per salutare la coppia, fare auguri, dare un abbraccio. Non c'è un regalo più grande che un volere bene, vero o no? Già diceva mio papà che è meglio amico in piazza di che soldi in cassa. Potete, fratelli. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória. A ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seu juízo e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seu juízo e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém.
Allora, io vorrei lasciare un versetto nel nome del ministero, del nostro pastore anche Roberto, che coincidentemente quando ho lasciato Neuma e c'era una chiamata sua, l'ho chiamato e ho detto oggi è anniversario di Thales, lui ha detto mandi questo versetto per lui. Lascerò prima il versetto del pastore Roberto che ha lasciato in Filippesi, capitolo 1, versetto 6. Il nostro pastore vi ha mandato questo versetto che dice così la parola. E ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Amen? Questo è il versetto del nostro pastore Roberto per voi. Che il Signore vi benedica. Lui è molto contento di avervi insieme in missione con noi. E io, in nome della Ceadamiti, della nostra Chiesa, vorrei anche lasciare il versetto della parola di Dio che si trova Luca Luca capitolo di numero 1. Dice la parola di Dio, un versetto molto conosciuto, ma che certamente è utile e di benedizione per la tua vita, Thales, e per la vita della tua moglie, che è Luca 1 e il versetto 37, che dice così. Perché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. In portoghese noi abbiamo perché para Deus nada è impossibile, no? E ci sono altre traduzioni, perché per Dio niente è impossibile. Ma questa traduzione è proprio su ciò che Dio aveva parlato a loro. E quindi ciò che Dio ha parlato a voi dice che non rimarrà inefficace, ossia succederà, andrà a buon fine. Amen? E questa è la parola che vorrei lasciarvi in nome mio, del ministero, della Chiesa, e ringraziando il Signore per la vostra vita. Vorrei invitare nostra famiglia, che è la famiglia pioniere qua di questa missione, a entregarvi questo pensiero in nome di tutti noi. Questa è una goccia, volevamo, non dirò che è tutto, non è poco né è molto, ma è tutto che noi abbiamo messo con il cuore. Amen? Ricevete questo pensiero, è piccolo, ma che sia utile per voi, che passerà, ma la parola del Signore rimarrà. Amen? Allora, ascoltiamo una parola per la nostra sorella Jessica, che parlerà qualcosa a suo marito, e dopo noi sentiremo lui, che farà anche i suoi ringraziamenti. Pace. Estamos aqui
questo giorno, né? Buon compleanno per te, amore mio, meu marido, meu amigo, que Dio ha cercato di te per me in una lunga giornata, compagno di fede che Dio ha mi dato. Grazie per essere un uomo integro e pieno di amore che Dio ha insegnato per me. Che questo nuovo ciclo siamo come della pace e della forza del Signore. Numeri 4, 24, 26 dice: Mas, Signore, ti benedica e ti proteja, e Signore ti faccia resplandecer e o seu volto su di te e ti sia proposito. E o Signore rivolga il suo volto di su di te e ti conceda la pace. Sei amato de me. Grazie per essere un uomo di Dio in minha vita. Que Dio possa ogni anno celebrarti o teu compleanno junto a te com i nostri figli. Em breve. Amém. È un po' difficile parlare adesso, no? Ma ringrazio la Chiesa per tutte le parole, per l'amore, per l'allegrezza. A única coisa que posso parlare é que eu não so como se diz em italiano, quando a pessoa diz que não merece. Non merito. Non merito questo amore di voi per me. Se voi c'è questo amore, io posso ter la certeza che questo viene di Dio. Perché io non merito nulla, ma Dio ha amato seu filho e através de questo trasmite questo amore per me, trasmetto questo amore per mezzo della Chiesa. Allora soli Dio sia la gloria. Ma lei ha preparato, no? Eu posso preparar em português, mas em italiano, pastore. Então vou falar em português porque é muitas emoções. Meu amor, eu louvo a Deus pela sua vida. Amore mio, io lodo Dio per la tua vita. Porque você é muito especial para mim. Perché sei speciale per me. É como o pastor João fala, né? É como il pastore João parla. Uma mulher sábia faz muita diferença na vida de um homem de Deus. Una donna saggia fa molta differenza nella vita di un uomo di Dio. E eu tenho certeza que com você ao meu lado, Io sono sicuro che con te al mio fianco vai dar tudo certo. andrà tutto bene. Te amo. Ti amo. Jequinha. E também vou lembrar eu vou agradecer também ao meu cunhado, né, que está aqui presente, Glauco Augusto está ali com
Ringrazierò anche il mio cognato che è qui, e também a Estezinha que está aqui, né, anche Esther che è qui, representando também a família. e rappresentando la famiglia. E muito obrigado pelo amor e carinho. Grazie per questo amore e questa cura. E per finalizare, non lo so se E per finire, per conclude, ringrazio anche ao pastor João pela fiducia, pela onore di estar qui davanti à chiesa di Scandisci e non lo mi sinto capace di fare una cosa grande qui, ma Dio até aqui, né? Fin qui tem nos te ajudado, né? Graças a Deus pela vida de nosso pastor, que nos tem dado la libertà di lavorare qui, e graças a Deus per tutti. Allora, fratelli, io vorrei, perché la Jessica è specialista in cantare auguri, 8 minuti di auguri. È vero, Anna? È arrivata martedì nella mia casa, mi hanno fatto una sorpresa, sono andati a casa mia, che è stato il mio compleanno martedì, e lei ha cantato 8 minuti di auguri. E io non sapevo più se battevo le palme. In portoghese. E Ana Maria ha detto, non tu devi cantare perché... Eu ho detto, ma non c'è in italiano. E lei ha detto, non importa, è meglio che tu canti così in portoghese perché si sente la gioia e la gioia ci basta. Se non capiamo cosa dite, ma non importa, la gioia ci basta. Ma prima di fare questi auguri, di cantare, vorrei pregare per loro. E dico una cosa, fratelli, la cosa migliore che un uomo può avere è Dio. Dopo di Dio, la sua famiglia. E dopo la sua famiglia, la sua chiesa. È vero o no? Perché una cosa sono sicuro, che anche se la famiglia, dicevo, martedì c'era la mia famiglia, tutti, ma miei cugini, tutti quanti, ma nessuno mi ha fatto auguri, ma la chiesa è diventata la mia famiglia, più grande della mia famiglia, che era grande, ma è diventata molto più grande la mia famiglia. E quindi la Chiesa mi ha accolto di un modo e che potete sentire questa gioia. Io sono molto gioioso per fare parte della Chiesa, ma non perché oggi sono il pastore della Chiesa, non passerà, un giorno non potrò fare più pastore, sarò un anziano seduto, ma in Chiesa, servendo in Chiesa. È vero o no? Perché io sono la Chiesa. Le cariche passano, le nomine finiscono, le responsabilità passano, ma noi continuiamo servendo il Signore sempre. E io sono molto felice perché ho detto, questi giorni ho detto al mio pastore, quando lui era qui, ho detto, sono molto felice di averti come mio pastore. Non è perché è perfetto, è perché mi piace essere pecora. Mi piace essere pecora. E ricevere a volte una tirata di orecchio, un consiglio forte, una preoccupazione. Quando lui è venuto a ottobre, un incoraggiamento, e lui ha pregato per me, Dio ha usato lui per me. Lì era tutto buio, non avevo una diagnosi, non avevo niente, ma da quel giorno, di quella preghiera in poi, e io ho fatto un voto a Dio. Io ho detto, Signore, questa puntura diventerà un'offerta missionaria. Credi così? Questa puntura che sto prendendo diventerà un'offerta missionaria.
perché Dio non mi ha chiamato per spendere per farmaci, con i farmaci, né con le visite mediche. E ho fatto un voto a Dio. E queste punture, questi farmaci, tutto quanto diventerà un'offerta missionaria. Amen? Perché io testimonierò il Signore nella mia vita. Amen? È molto buono avere questa comunione e la Chiesa, semplice che sia, ma è qualcosa di inspiegabile, la Chiesa. Amen? È come l'Eden di Dio sulla terra. Gloria a Dio. Mettiamoci in piedi, facciamo una preghiera. Se potete mettervi in ginocchio, di ginocchio è meglio, è vero o no? Nella presenza del Signore. E vogliamo pregare per loro, per la loro salute, per la loro vita, per il loro futuro, e che abbiano molti figli, amen? Molti figli, amen? 5 va bene. No, 5 è il conto minimo. Io volevo 5, ora sta ritardando, voglio 12. Preghiamo per loro, ringraziando il Signore per la loro vita, e che Dio vi benedica. Non dimenticare, il 20 avremo la veglia di preghiera a Firenze, ok? Dalle 22. Padre Santo, nel nome di Gesù siamo qua nella tua presenza e vogliamo ringraziarti, Signore, per la vita del presbitero Thales, della sorella Jessica, questa coppia, Signore, che tu hai scelto dal grembo della loro madre, perché potessero essere, Signore, strumenti tuoi per la tua gloria. Ma soprattutto, Signore, hai salvato, hai perdonato i peccati, Signore, hai fatto loro, Signore, partecipi del tuo regno, e oltre tutto quanto hai fatto nella loro vita spirituale, hai aggiunto il ministero. E questa Chiesa oggi conferma il ministero che tu hai aggiunto nella vita di questo uomo insieme alla sua moglie per servire te nel ministero della parola, della cura pastorale, che tu possa, Signore, rinforzarli con salute, che tu possa provvedere ogni bisogno della loro vita, della loro necessità, Signore, che sia, Signore, di provvidenza della tua parte per ciò che loro hanno bisogno e desiderano, ma che loro possano vedere la tua gloria giorno dopo giorno, che tu dia salute a quest'uomo, che tu dia salute alla sua moglie e che loro, Signore, abbiano una famiglia grande e prospera per la tua gloria. Signore, vogliamo benedirli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, chiedendoti tutte le benedizioni che hai acquistato in croce per noi, per la loro vita, è nel nome di Gesù. È nel nome di Gesù. Continua con il tuo popolo, con la tua Chiesa. Benedice ognuno, Signore, che possiamo tornare alle nostre case con la tua presenza e seguire, Signore, in fede, sapendo, Signore, che le crisi passano, ma che tu ci sei sempre. Nel nome di Gesù ti ringraziamo, Padre. Amen e amen. Amen. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio, nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo siano con tutti, oggi per sempre. Diciamo amen? Amen. Che Dio vi benedica. Allora lei farà auguri. Tanti auguri a te, tanti auguri.